benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo, nuovo colpo alla mafia che si arricchisce con droga e scommesse. Altri 5 arresti nell'operazione Grande Inverno, che già a febbraio aveva portato in carcere 181 affiliati ai mandamenti di Portanuova e Bagheria. Violenza sulle donne nel Nisseno. A Riesi ha arrestato un uomo che ha stuprato la propria ex e filmato gli abusi. A Gela, braccialetto elettronico a un 56enne che ha distrutto la casa dell'ex compagna. Messina, sequestrati 3 milioni di euro al titolare di una rete di società inesistenti, create sulla carta per truffare gli ignari investitori. La frode si basava sullo schema Ponzi, tristemente famoso nel mondo, reso celebre anche da Hollywood. I bronzi di Riace sono siciliani. Dopo le testimonianze raccolte dal nostro TG, la conferma arriva anche dalla scienza, con uno scenario molto diverso da quello ufficiale, che porta direttamente in Sicilia, nella baia di Brucoli. Da domenica finalmente riaperta la linea ferroviaria diretta tra Palermo e Catania. Da oggi è attivo il doppio binario sul tratto Bicocca-Catena Nuova, primo passo per il collegamento veloce in treno tra Palermo, Catania e Messina. Tra travestimenti virali e make-up da brivido, Halloween conquista anche l'Italia e in Sicilia qualcuno tra gli influencer ironizza sulla festa di venerdì, ma c'è pure chi parla di poteri maligni delle zucche. Calcio, Palermo sconfitto al Barbera, rosanero trafitti e dominati dal Monza per 3-0. In una prestazione a tratti imbarazzante, la squadra scivola al quinto posto in classifica. Serie C, dopo le vittorie contro Salernitana e Benevento, il Catania cerca conferme sul campo della Casertana. La super sfida di venerdì al Pinto, in chiaro su Telecolor, collegamenti a partire dalle 19:30. Bentrovati. A Palermo contrasti a mafia, droga e scommesse. 5 nuovi arresti del blitz Grande Inverno che a febbraio aveva portato in carcere 181 affiliati ai mandamenti di Portanuova e Bagheria. Giusy Lazzara. Estorsione aggravata, traffico illecito di sostanze, stupefacenti e gioco d'azzardo. C'è tutto questo nel blitz antimafia di Palermo Grande Inverno, che allunga la lista degli arrestati. 5 i nuovi fermati affiliati al mandamento di Portanuova. La Procura della Repubblica voleva arrestarli a febbraio, quando è scattato il blitz, ma il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta. Da qui il ricorso della Procura, accolto dal Tribunale del Riesame, con i nuovi provvedimenti cautelari che riguardano il filone investigativo di Portanuova. Nella maxi operazione dei carabinieri erano finite in carcere 181 persone dei mandamenti di San Lorenzo, Bagheria, Pagliarelli e Tommaso Natale. I clan tenevano sotto scacco i quartieri, imponendo il pizzo e gestendo le piazze di spaccio. Gli investigatori parlano di modalità mafiose nell'imporre il potere anche nella raccolta illecita di scommesse clandestine. Una rete nera che soffocava l'economia legale, facendo prosperare invece le casse dei mandamenti mafiosi. 2 storie di stalking e violenza sulle donne arrivano dalla provincia di Caltanissetta. A Riesi un uomo ha violentato la propria ex e filmato gli abusi. A Gela un 56enne ha distrutto la casa dell'ex compagna. Rita Cinardi. Non si rassegnava alla fine della storia con la sua ex e così, dopo aver assillato la donna chiedendole continuamente di vedersi per un incontro chiarificatore, alla fine ha anche abusato di lei. L'uomo, un 36enne di Riesi, ha raggiunto la vittima nella sua abitazione e dopo averla aggredita l'ha costretta a subire atti sessuali che avrebbe anche ripreso con il proprio cellulare. Il GIP, sulla base dei racconti e delle denunce della donna, vittima ormai da tempo di una vera e propria persecuzione spesso sfociata in violenza, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale, maltrattamento
maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'uomo, arrestato dai carabinieri, è stato condotto in carcere. E sempre in tema di stalking e maltrattamenti, a Gela la polizia ha disposto il braccialetto elettronico per un 56enne che ha continuato a perseguitare l'ex fino a devastarle casa. L'uomo qualche tempo fa si era presentato nell'abitazione della donna e dopo averla spinta si era introdotto all'interno distruggendo mobili e suppellettili. La vittima, picchiata a sua volta, era stata condotta in pronto soccorso. In un'occasione la donna aveva denunciato di aver trovato il cognome dell'uomo affisso nella cassetta della posta al posto del suo. Domenica scorsa la vittima ha chiamato il 112 segnalando l'ennesimo tentativo di avvicinamento da parte dell'ex. I poliziotti hanno fermato l'uomo a bordo della propria auto dove teneva nascosti una mazza da baseball, un bastone e un coltello a serramanico. Riaperto in Austria il caso di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano del suo appartamento a Vienna. Per le autorità austriache è stato un suicidio, ma gli avvocati della famiglia della vittima sostengono che sono troppi i lati oscuri nelle testimonianze raccolte. Simona Mazzone. Sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni precipitata nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi dal terzo piano dell'appartamento di Vienna che condivideva col fidanzato Elio Bargione. Il legale della sua famiglia, Alberto Raffadale, insieme al collega Andrea Longo del Foro di Vienna, ha presentato istanza perché, ha spiegato al nostro TG raggiunto telefonicamente, ci sono ancora troppi lati oscuri in questa vicenda. A partire dalle testimonianze rese da due donne agli stessi avvocati che non coincidono con quanto riferito dalla polizia austriaca. Secondo le autorità del luogo, le due testimoni avrebbero visto la ragazza volare dall'appartamento, mentre ai legali entrambe hanno confermato per iscritto versioni diverse. Una soltanto ha detto di avere visto una donna cadere giù e non dalla parte della testa. Secondo l'avvocato Raffadale, la cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, viste anche le incongruenze fornite da Bargione, oltre a quelle delle testimoni. La madre della ragazza continua a ripetere di avere cercato in ogni modo di dirle che Elio era una persona pericolosa, che non mi convinceva, sono le sue parole. Lei però si arrabbiava e non voleva ascoltarmi, mi diceva che non era un violento, lei non lo capiva, un giorno ho visto un livido su un suo braccio, poi un morso sulla gamba, spiega ancora. Intanto sulla strada dove si trova l'appartamento a Vienna campeggia la scritta Stop femminicidio. A Enna si è aperto il processo al vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e al suo vicario e parroco della Chiesa Madre di Enna, Vincenzo Murgano, accusati di falsa testimonianza nel procedimento che ha visto condannato per violenza sessuale su minori l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo. Il legale di Monsignor Gisana ha chiesto il rito abbreviato. Messina, sequestrati 3 milioni di euro a un calabrese titolare di una rete di società messe in piedi per truffare gli ignari investitori. La frode si basava sullo schema Ponzi, tristemente famoso nel mondo e rappresentato anche al cinema. Simona Mazzone. Le consulenze sono una truffa. Non c'è alcun investimento. Di che cosa parli? Siamo pieni di investimenti. Li ho falsificati. L'ideatore dello schema Ponzi, un sistema truffaldino che porta il suo nome, è universalmente considerato uno dei più grandi truffatori della storia americana. Numerose pellicole raccontano, anche ispirate da storie vere, le frodi più colossali di sempre. Dalla fiction alla realtà, con il sequestro di oltre 3 milioni di euro tra beni mobili, depositi bancari e 41 conti correnti anche virtuali attivi in 11 paesi, a un cittadino calabrese che ha ordito una serie di truffe ai danni di decine di risparmiatori residenti nei comuni del litorale tirrenico messinese. Alla promessa di soldi facili e zero rischi, l'investitore abbocca. Lo schema Ponzi è un modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni ai primi investitori a discapito di nuovi, a loro volta vittime della truffa. Un sistema piramidale dove il vertice riesce ad accumulare cifre colossali senza offrire nulla. La Guardia di Finanza di Messina ha scoperto così una rete di società, soprattutto con sede all'estero, nessuna insegna o utenza attiva, con solo indirizzi di domiciliazione per ricevere posta, ma senza una struttura che ne provasse l'attività svolta, tutte intestate al calabrese.
L'operazione è partita dalla denuncia di 9 persone, ma ha coinvolto decine di risparmiatori e si lega a una precedente indagine dei finanzieri del 2021 su un'associazione per delinquere che aveva messo in piedi un sistema fraudolento ai danni dei risparmiatori. Anche nel Ragusano c'è stato un sequestro della Guardia di Finanza, in questo caso di 3 milioni di euro per frode fiscale nei confronti di 11 società attive nella filiera degli imballaggi di legno nel Vittoriese. Il raggiro era realizzato attraverso numerose società cartiere, anche estere, tutte riconducibili a un imprenditore ritenuto il regista dell'operazione, denunciate 22 persone. I bronzi sono siciliani. Dopo i vari testimoni che parlano di un recupero in Sicilia dei bronzi di Riace, la conferma arriva dalla scienza, con lo studio di un team di ricercatori di 6 università. Lorena Dolci. I bronzi erano stati pescati a Brucoli. Quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate. Adesso la conferma dell'origine siciliana dei bronzi di Riace arriva anche dalla scienza. Un team di 15 ricercatori di 6 università, tra cui Catania e Ferrara, ha pubblicato in questi giorni i risultati di un anno di lavoro. A oltre 50 anni dal ritrovamento in Calabria si comincia a delineare uno scenario molto diverso da quello ufficiale, che porta direttamente in Sicilia, nella baia di Brucoli. Una delle prove è in questo campione di argilla prelevato ai Pantanelli, alla foce dei fiumi Ciane e Anapo. Uno in particolare, che è questo che abbiamo qui davanti, mostra una somiglianza geochimica veramente sorprendente con il campione US 2227, che è il campione utilizzato per assemblare il braccio del bronzo A al resto del corpo. Quindi questo significa che i bronzi sono stati installati a Siracusa. Da questo dato, su input del dottor Anselmo Madeddu, autore di un libro Verità sui bronzi, vengono avviate tutta una serie di indagini multidisciplinari. E tutti hanno confermato la stessa cosa. Questi bronzi provengono da profondità elevate, quindi non 7-8 metri, da zone in cui mancava completamente l'ossigeno, quindi di elevata profondità. Le concrezioni sono compatibili con elevata profondità. L'assemblaggio, come ho già detto prima, è stato prodotto a Siracusa. E infine, questi bronzi non possono essere rimasti a una profondità così bassa per 2000 anni, perché il moto ondoso a questa profondità è così intenso che avrebbe interamente distrutto questi bronzi. Fondamentale lo studio dello stato di conservazione delle 2 statue. Queste incrostazioni sono formate da invertebrati marini, le cui specie sono compatibili con profondità elevate, non così superficiali come quelle dei fondali di Riace. Ma che abbia maneggiato, trafficato e forse rivenduto capolavori di rara bellezza, questo la scienza non lo può spiegare. Eccoci all'attualità politica. Uno studio del deputato 5 Stelle Adriano Varrica ha passato ai raggi X tutte le somme fatte arrivare dalla regione siciliana ai comuni in questa legislatura e saltano agli occhi enormi differenze. Luca Ciliberti. Quasi 1,5 milioni di euro al comune di Santa Domenica Vittoria, piccolo centro sui Nebrodi di poco più di 850 abitanti. Mazzarà Sant'Andrea, con 1400 abitanti e la discarica nel suo territorio, racimola poco meno di 2 milioni di euro. La piccola Maletto, poi 2500 abitanti sull'Etna, incassa più soldi di Catania e Trapani. Il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica ha passato ai raggi X tutte le risorse regionali assegnate direttamente ai 391 comuni dell'isola, dal minuscolo comune di Rocca Fiorita con 173 abitanti al comune capoluogo di regione Palermo, per mettere in risalto le discrepanze generate dal metodo di attribuzione delle risorse economiche adottato durante la legislatura Schifani. Non si comprende, ad esempio, come è al piccolo comune di Aidone, nell'Ennese, poco più di 4.000 abitanti, siano arrivati 1.700.000 euro. A San Cono, nel Catanese, 2.400 abitanti, oltre 1,5 milioni di euro. E come detto, a Santa Domenica Vittoria, comune del Messinese poco più affollato di un super condominio, quasi 1,5 milioni di euro, praticamente 1.700 euro per ciascuno dei suoi 851 abitanti. Noi abbiamo presentato un disegno di legge a mia prima firma che invece prevede l'attribuzione di risorse a tutti
tutti i comuni siciliani in base alla fascia di popolazione, al fine di realizzare interventi di tipo infrastrutturale. Spicca tra i 39 comuni della fascia da 20.000 a 50.000 abitanti il misero dato di Alcamo, che nonostante i quasi 45.000 abitanti ha ottenuto, pensate, solo 141.000 euro in 3 anni. Evidentemente la povera Alcamo non ha santi in paradiso, pardon, all'Ars. Inquietante questa classifica del nostro Luca Cilibetti. Avanzano finalmente i progetti di ferrovie in Sicilia. Dal 2 novembre Catania e Palermo saranno nuovamente collegate con il treno veloce e diretto. Oggi è attivato il doppio binario sulla tratta Bicocca-Catena Nuova. I particolari con Lorena Dozzi. Torna il treno tra Catania e Palermo. A partire dal prossimo 2 novembre, in 2 ore e 57 minuti, si potranno raggiungere le due città, confermata anche all'aeroporto Fontanarossa. Il progetto della nuova linea Palermo-Catania, per un totale di 179 km, di cui 128 in galleria, prevede il doppio binario fra Bicocca e Catena Nuova, già realizzato. Oggi il viaggio inaugurale di questa tratta. Il treno partito dalla stazione di Catania Fontanarossa con i vertici di Ferrovie e Autorità. Una giornata importantissima, fa parte di quel piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture, è una tappa che segna un punto concreto della alta media velocità sulle linee ferroviarie della nostra regione. Il nuovo itinerario rientra in uno dei 10 progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria Italiana. Una nuova linea a doppio binario di 38 km e un investimento complessivo di oltre 600 milioni di euro, più di 500 le ditte appaltatrici coinvolte. La nuova linea comprende tra l'altro la realizzazione di 17 viadotti ferroviari che hanno permesso l'eliminazione dei 14 passaggi a livello esistenti. Adeguate anche le stazioni di Catania Bicocca, Motta Sant'Anastasia, Sferro e Catania Nuova e installate tutte le più recenti tecnologie legate alla gestione del traffico ferroviario. Sulla Catania Messina invece sono in corso i lavori di doppio binario fra Giampilieri e Fiumefreddo per una lunghezza complessiva di circa 42 chilometri. Case fantasma a Catania, centinaia di immobili a rischio crollo nel centro storico della nostra città. La questione affrontata nel primo municipio, il consigliere Buglio dice, servono un censimento urgente e un piano condiviso. Tonino De Mana. Fatiscenti abbandonati, pericolanti, a volte seria minaccia, persino per i passanti. Sono gli immobili del centro storico di Catania, una crescente emergenza figlia del tempo e non solo. Case diroccate quasi fantasma ai più e messe in sicurezza, si fa per dire, con transenne e pannelli quasi beffardi. Uno di questi recita testualmente Catania è vita. Siamo in via Plebiscito 700 dove il marciapiede è off limits da diverso tempo. Certo, già è paura che non si può passare più, io abito qua. Ma qua è una chimera. Mia moglie quando passa si spaventa. Da via Plebiscito a Santa Maria delle Salette, la casa che vedete ha già subito un crollo e dopo un approssimativo intervento le macerie sono state accatastate nel pericolante balcone, attende che qualcuno si attivi per la messa in sicurezza. Nessuno è intervenuto, le istituzioni sono state interpellate ma ancora non è successo niente. L'unico intervento fatto è aver transennato il marciapiede, ma a cosa serve? Non serve a niente perché le transenne sono state tolte, perché qua c'era soltanto il passaggio pedonale. Ad alzare il velo sulla questione è il consigliere del primo municipio, Giuseppe Buglio. C'è un problema di incolumità pubblica, bisogna risalire ai proprietari e diffidarli, perché questi immobili cadono a pezzi. Poco prima di mezzogiorno la mozione è stata portata e discussa in aula, dove è emersa tutta la sua gravità. È un problema che persiste da tempo e tanti sono gli edifici presenti con questa problematica. Da qui l'urgenza di un censimento aggiornato ed un piano condiviso tra comune e protezione civile. Torna all'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005, messaggi brevi. Per favore inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo alle 14:30. Tra travestimenti virali e make-up da brivido, Halloween conquista anche l'Italia. In Sicilia c'è un influencer palermitano, Alessio Rubino,
che ironizza su questa festa, ma l'Associazione Internazionale degli Esorcisti dice la sua: dietro le zucche si nasconde l'ombra del male. Testuale. Eva Spampinato. Travestimenti ironici, video virali e make-up spettacolari. Anche quest'anno Halloween invade i social e le piazze italiane. Dolcetto scherzetto. Su Instagram spopolano i video comici come quelli di Alessio Rubino, creator palermitano che diverte il suo pubblico, oltre 1 milione di follower su Instagram, con il confronto ironico tra Dio e Lucifero. Io in realtà avevo fatto la festa dei morti, mi spieghi che cos'è sta novità? Dalle critiche iniziali riguardo ad una festa pagana che va contro lo spirito della nostra festa dei morti, all'integrazione con la nostra cultura pop. Le forze oscure camminano per il mondo seminando caos e disperazione. E chiedono caramelle. Dolcetto scherzetto piace a grandi e piccoli e i giovani aspettano la notte del 31 ottobre per trascorrerla fuori dalle righe. Dai sfogo alla creatività creando costumi elaborati e scenici. Lucifero, la verità. Le ragazze usano la scusa di Halloween per vestirsi da zoccole senza sentirsi giudicate. Ma non tutti la considerano una celebrazione innocente. L'Associazione Internazionale Esorcisti lancia un duro avvertimento. Volete che i vostri figli abbiano incubi o siano esposti alla stregoneria? Ma io non credo che sia questo, credo che sia l'educazione che ricevono tutti i giorni a formare i figli. Poi se vogliono festeggiare una festa, vogliono fare una festa divertente, non c'è nulla di male, ecco. Halloween dunque continua a dividere tra chi la vive come un gioco e chi invece ci vede qualcosa di molto più oscuro. Scegliete voi, breve pausa, tra poco il calcio con il tonfo casalingo del Palermo e l'avvicinamento del Catania alla sfida di Caserta. Vi aspetto. Calcio Palermo, pesantissima batosta al Barbera, il Monza vince 3-0 e manda in crisi il rosanero. Marco Gullà. Sconfitto, dominato e adesso anche in piena crisi. Al Barbera il Monza passeggia 3-0 al Palermo e prestazione imbarazzante dei rosanero alla seconda sconfitta consecutiva, un solo punto in 3 partite. Una partita che il Monza ha vinto giocando con praticità e sfruttando le lacune difensive dei siciliani. Si sente come l'assenza di un giocatore come Bani. Il Palermo infatti presta il fianco agli avversari che oltre ad avere giocato meglio hanno segnato sempre nei momenti topici della gara. Inzaghi cambia assetto tattico 3-5-2, ma la sostanza non cambia. Il Palermo ha poco gioco e non riesce quasi mai a creare nitide occasioni da gol. E dire che sono proprio i rosaneri a sfiorare il gol con Poyampalo, cross deviato e palla che per poco non beffa il portiere del Monza. Solo un'illusione. La squadra di bianco inizia a giocare a calcio e nelle ripartenze, soprattutto Corazzi, diventa devastante. Le due Ronne e Poyampalo non dialogano. A centrocampo manca il fosforo. 35esimo, grandissima parata di Joronen su Obiang e il trailer al gol che arriva 4 minuti dopo. Dani Mota scappa via e trafigge Joronen che non esce. 0-1. Ripresa, lo spartito è sempre lo stesso. Il Palermo fatica tantissimo a creare gioco e allora al 50esimo Izzo sovrasta tutti e mette all'angolino la palla del 2-0. Scricchiola il Palermo, la manovra è frizzata, i cambi non danno l'esito sperato. Il Monza in contropiede sfiora il gol, Brunori sbaglia la rete della speranza e allora all'ultimo minuto arriva anche il terzo gol con Azzi. Palermo stordito, sconfitta che fa male, rosanero che scivolano al quinto posto in classifica. In Serie C, dopo le vittorie contro Salernitana e Benevento, il Catania cerca conferme sul campo della Casertana. I numeri certificano la crescita della squadra di Toscano, che può vantare la migliore difesa del campionato. Tonino De Mana. 2-0 alla Salernitana, 1-0 al Benevento. Vittorie importanti per la classifica, per il morale e soprattutto per l'autostima, con il Catania che adesso può pensare in grande, avendo messo sotto nel gioco e nel risultato 2 autorevoli concorrenti per la promozione in Serie B. Rossazzurri a -1 dalla vetta, assaporata per poche ore prima che la Salernitana non battesse di misura la Casertana nel posticipo domenicale, riprendendosi lo scettro del campionato. Ed è proprio la Casertana la prossima avversaria ed un Catania che cerca conferme ed altri punti per stabilizzarsi nelle zone nobili della classifica.
si riparte da una certezza, dalla difesa, la migliore del girone C di Serie C con 5 gol al passivo su 11 incontri, nono clean sheet stagionale e reti ancora inviolate al Massimino che a sua volta fa registrare numeri da Serie A. È un Catania insomma che passo dopo passo sta costruendo qualcosa di importante, ma l'appetito viene mangiando e al Pinto di Caserta nell'anticipo di venerdì va in scena il big match della giornata che Telecolor trasmetterà in chiaro ed in esclusiva per un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di Fede Rossazzurra. Oggi intanto alle 17:30 parola ai microfoni al tecnico toscano chiamato a gestire un piacevole problema, quello di frenare i facili entusiasmi e riportare tutti con i piedi per terra, perché la strada verso la Serie B è ancora lunga e piena di insidie. Appuntamenti importanti, noi intanto ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.